C'è un piccolo paese tra i Peloritani che è all'apice di un ipotetico triangolo che congiunge i due mari che bagnano la Sicilia, partendo da Messina e viaggiando nell'entroterra. È Novara di Sicilia, uno dei borghi più belli d'Italia, un agglomerato immerso in una vallata pittoresca. L'insediamento, di origine medievale, conserva intatto ancora oggi tutto il suo fascino antico. Sarà per i vicoli pavimentati di acciottolato, per le candide facciate delle case, pastellate di colori tenui. Sarà per tutte le splendide sculture che i sapienti scalpellini di Massa Carrara hanno realizzato per la città, da cui il nome di Paese di Pietra. Ovunque vi troviate ad osservare, avrete sempre la percezione di un piccolo presepe, un luogo lindo ed ordinato, su cui spiccano i campanili delle belle chiese. Nella matrice non vi stancherete di ammirare le opere scultoree, le tante statue dei santi e le splendide tele che riempiono uno spazio imponente. Poi, all'aprirsi di una botola nel pavimento, scoprirete la sottostante cripta, una catacomba che è scrigno di uno splendido altare intarsiato di marmi policromi. Accanto al Duomo, un curatissimo museo contiene un piccolo tesoro di arredi e paramenti sacri e merita un'accurata visita. Tutto il paese è pieno di rimandi alla millenaria storia, scorci di un passato che diventa il curatissimo presente. Tra le tante cose da vedere vi segnaliamo una casa, quella di Suor Teresa Fontana, sul cui architrave si intravedono strani simboli alchemici. Per vicoli, nel periodo di Carnevale, si organizza una curiosa competizione. Protagonista il Maiorchino, un formaggio tipico della zona, che viene lanciato allo scopo di percorrere più strada possibile. Una delle 1000 attrattive di Novara di Sicilia. Buon viaggio!